Buongiorno a tutti da Pietro Romiglio, buongiorno a tutti dai microfoni della Lega Cittadina di Milazzo. Oggi il sommario è estremamente interessante, abbiamo delle evoluzioni, parleremo ancora di autonomismo siciliano, di una grande bellissima novità, di un movimento delle città siciliane per l'attuazione dello statuto, parleremo dei nuovi sviluppi, della questione dei lavoratori precari a Milazzo. Abbiamo con noi in studio Antonio Messina. Buongiorno a tutti. Buongiorno Antonio. Abbiamo passato un bel periodo? Sì, ottimo. Noi siamo mancati dalla radio quasi una settimana, da questa radio che in effetti soltanto non è una radio, è l'audio di video che noi pubblichiamo su YouTube, su Facebook e su Spreach. Quindi all'Atto Radio abbiamo una copertura quasi radiofonica. Bene Antonio. Sì, allora il nostro discorso prosegue dopo le precedenti puntate che riguardavano lo Statuto siciliano. Dovremmo ora entrare più nel particolare. Abbiamo spesso discusso di quelli che sono i principi, i contenuti nello statuto, che cosa ci può dare, quello che è importante, dove si può arrivare con l'applicazione dello statuto siciliano e del perché non si è arrivati all'applicazione dello statuto siciliano. Dicevamo bene, caro Pietro, quando parlavamo del fatto che ci hanno regalato un immobile ma non ci hanno dato le chiavi per entrare. Finora abbiamo parlato dello Statuto Autonomo Siciliano, anzi la definizione esatta è lo Statuto Speciale Siciliano per l'autonomia, autonomistico, dal punto di vista dottrinale, e abbiamo anche parlato di giurisprudenza. Adesso parleremo più di politica, da politici oggi. Parleremo di quello che si sta per fare, un progetto bellissimo che tra le altre cose vede anche noi due protagonisti, io e il dottore Antonio Messina. Noi vogliamo praticamente permeare questo strato della popolazione siciliana che galleggia nell'etere perché non è mai riuscito a compattare tutte le forze autonomistiche e indipendentistiche e praticamente non si arriva ad uno scopo ben preciso perché c'è molto sfilacciamento da questo punto di vista. Al riguardo vorrei dire che quando un popolo smette di vivere, quando accetta senza ribellarsi il destino che gli è stato preparato dai suoi nemici, quel popolo è finito. Esattamente. Il popolo siciliano non è finito, semplicemente in questo momento non riesce ad andare oltre il desiderio, ma attenzione, è ben lontano dalla rassegnazione. Il movimento politico che sta per nascere, anzi che ha già fatto le prime riunioni, i primi vagiti, i primi movimenti, si chiama Città Siciliane per l'attuazione dello statuto. E la grande differenza fra gli altri partiti autonomistici è che non è rivolto esclusivamente alla gente comune, cioè al cittadino, ma al cittadino che amministra le istituzioni, oppure al cittadino candidato ad amministrare le istituzioni. Dove sta la grande differenza? La grande differenza sta nel fatto che per 70 anni piccoli gruppi si sono riuniti a parlare di indipendentismo, di autonomismo, e per 70 anni non si è fatto nulla. Non si è fatto nulla perché erano piccoli gruppi, spesso in lotta, in dissidio fra di loro, e comunque voci isolate nel deserto. La grande novità nel panorama sicilianistico, che è questo movimento, è proprio questa, il fatto che sono delle città, delle intere città, che chiedono l'attuazione dello statuto. Io ti volevo dire questo, le città siciliane, questa associazione nascente, non hanno e non vogliono essere né di destra né di sinistra, ma vogliono tendere ad attuare quello che è il nostro statuto, cioè lo Statuto Autonomo Siciliano. Dici bene Antonio, un'altra grande novità di questo partito, di questo movimento autonomistico è proprio questa, è che non si definisce né di destra né di sinistra, semplicemente dice abbiamo questo statuto, lo dobbiamo attuare. Molta gente dice che lo Statuto Autonomo Siciliano non è in grado di funzionare. La verità è che lo Statuto Autonomo Siciliano fino adesso non ha funzionato perché chi lo doveva applicare e difendere lo ha utilizzato solo nelle parti che gli conveniva, per umiliare il nostro popolo,
per derubare la nostra terra. Ma lo statuto è un gioiello, suona meravigliosamente come un violino. Io mi trovavo la settimana scorsa in un circolo dove ho presentato ufficialmente il movimento delle città per l'attuazione dello statuto. È stato un vero successo, anche perché non ho parlato di tutti quei temi che finora hanno avvilito, appesantito il percorso di affermazione dei movimenti sicilianisti. Ho parlato esclusivamente della necessità di unirsi, della necessità di dare un forte segnale alla politica nazionale del fatto che esiste una Sicilia. Esistono i siciliani che non hanno minimamente alcuna intenzione di rassegnarsi a diventare poltiglia. I siciliani sono un popolo meraviglioso, un popolo che ha nelle sue vene un sangue molto forte, un sangue che è costituito dal fuoco dell'Etna. Ebbene, noi vogliamo che quel Dio che un giorno ci fece popolo ci dica e ci obblighi ad essere uniti per il raggiungimento di quelli che sono i nostri scopi, la nostra finalità, cioè avere finalmente l'attuazione del nostro statuto, che ci dà la possibilità di andare oltre quelli che sono i limiti, gli sbarramenti messi in campo dal governo nazionale e dai partiti politici nazionali. Io parlo di questo non perché ho intenzione di magnificare qualcosa o qualcuno, io parlo di questo perché io sono un padre e come padre ho un figlio che lavora all'estero e penso che tanta gente è come me, per cui avere la possibilità di dare lavoro a questi ragazzi in Sicilia sarebbe una cosa bellissima e ciò si può avere anche e soprattutto con l'attuazione dello statuto. Antonio, tu che sei un esperto dello statuto autonomistico siciliano, certo dall'oggi al domani non si riuscirà a farlo, ma dall'oggi al dopodomani naturalmente è necessario farlo. Sicuramente. Assolutamente. Ti chiedo, un sindaco che decide di aderire alle città siciliane per l'attuazione dello statuto alla mano, cosa può fare? Può fare tantissimo. Può fare tantissimo perché appunto lo statuto siciliano ci dà ampie possibilità. Una delle cose più importanti è la questione impositiva delle tasse, perché da questo si riesce ad avere quelle somme, tutto ciò che praticamente è necessario a noi siciliani per autogestirci. Noi non abbiamo bisogno del fatto che lo Stato siciliano viene depauperato dallo Stato nazionale e poi praticamente le somme che noi inviamo quando ritornano sono decurtate del 33, anche del 50% a volte. Ti faccio un esempio stupido. Noi abbiamo una bolletta della luce. Oltre al consumo, tu trovi tante altre voci. Ebbene, tutte quelle voci sono somme che dovrebbero rimanere in Sicilia. Ogni anno solo sulle bollette della luce lo Stato si appropria indebitamente di oltre 1,5 milioni di euro l'anno. E parliamo solo di bollette della luce. Parliamo anche di un'altra cosa. Noi come siciliani... Guarda Antonio, noi chiaramente stiamo parlando di un movimento sicilianista, quindi di portata regionale, ma in questo momento noi ci troviamo negli studi, nel salottino della Lega Cittadina di Milazzo e quindi parliamo del caso di Milazzo. Vediamo esattamente lo Statuto Autonomo Siciliano nella sua attuazione e dobbiamo ricordarlo che lo Statuto Autonomo è lì, non è mai stato abrogato, è vigente. Ma per essere abrogato intanto dobbiamo dire a chiare lettere che necessita di una procedura rafforzata, perché è una legge costituzionale. La legge costituzionale non segue l'iter della legge ordinaria. Quindi assolutamente non si può abrogare. È lì come la Costituzione italiana. Per modificarlo il procedimento è estremamente complesso. Cioè, parliamo della città di Milazzo come esempio. Un sindaco della città di Milazzo che riesce a chiedere l'attuazione dello statuto nel momento in cui lo statuto autonomo dovesse riuscire a essere attuato, che vantaggi avrebbe? Prendiamo un punto che in questo momento è all'ordine del giorno e all'attenzione dei milazzesi: i precari. Bene, i precari praticamente in questo momento sono, per dirla alla tante alighieri, come coloro che stanno sospesi, perché non hanno nessuna certezza. È vero sì che la regione siciliana ha messo in bilancio una somma che dovrebbe corrispondere all'IVA da versare allo Stato, ma non è detto che questo passi. Non è detto che questo passi se noi chiediamo questo favore allo Stato italiano.
Ma se noi invece diciamo questi sono soldi nostri, non abbiamo bisogno di nessuna autorizzazione, perché come ti dicevo le tasse siciliane secondo lo statuto resteranno e dovrebbero restare in Sicilia. Quindi il problema dei precari, ma non solo di Milazzo, il problema dei precari a livello regionale potrebbe essere risolto con l'attuazione dello statuto, cioè lo statuto ci dà la possibilità di recuperare quelle risorse che potrebbero farci risolvere il problema. A fronte di ciò vorrei anche dire che noi nella prossima trasmissione avremo ospite Giovanni Savoca, rappresentante sindacale. Con moltissimo piacere, lo salutiamo. Questo sì. E quindi potremo anche sviscerare meglio il problema, perché come sai noi abbiamo fatto già 2 puntate certo. sui precari, ed è giusto che noi diamo voce a tutti. Abbiamo dato voce ad alcuni, ma adesso dobbiamo dare voce a tutti in modo che ognuno dica ciò che pensi e poi chi ci ascolta trarrà le debite conclusioni. Allora nella prossima puntata avremo Giovanni Savoca, sì, in rappresentanza di un sindacato autonomo. Di un sindacato autonomo per quanto riguarda la questione dei lavoratori precari del comune di Milazzo, ma so che lui si occupa dei lavoratori precari di parecchi comuni. Ma io ritornerei, Antonio, di nuovo alla questione: cosa può fare un sindaco, statuto autonomistico alla mano, per cambiare le sorti del proprio comune? Io credo che la prima mossa che un sindaco di una città che appartiene alle città siciliane per l'attuazione dello statuto sia prendere il telefono e telefonare al collega più vicino che aderisce pure lui alle città siciliane per l'attuazione dello statuto e dirgli: noi siamo 34.000 abitanti, voi quanti siete? Voi siete 30.000? Bene, quante persone riesci a mobilitare della tua città? Il 50%? Bene, allora domani saremo in 50.000 davanti Palazzo dei Normanni. Questa è la forza di questo movimento, che non riguarda soltanto singoli individui, ma intere collettività, intere città. E a quel punto, sai, se porti 40.000 persone, perché sono i sindaci che li portano con sé, davanti alle istituzioni siciliane, il presidente della regione avrà un altro coraggio, un'altra forza, avrà le spalle coperte nel dire: signori, questo è lo statuto autonomo siciliano, e lo si mette finalmente in pratica dopo 70 anni. Questa è la forza. La forza di trovare praticamente la coesione fra tutte le città siciliane. Certo, ma soprattutto il fatto che le città siano rappresentate dalle persone che le rappresentano. Cioè, altro è il dire un gruppetto di idealisti, altro è dire colui che rappresenta quell'istituzione accompagnato dai suoi come capopopolo. Tu mi dirai: ma magari quelli delle opposizioni non vorranno andarci, non vorranno unirsi. Bene, allora dovranno spiegare perché sono contrari all'attuazione dello statuto, e lo devono spiegare ai loro elettori. In maniera molto chiara. In maniera molto chiara. Cioè, se il sindaco di una città dice: mobilitiamoci e andiamo a Palermo, a dire al presidente della regione: presidente, tu devi attuare le norme statutarie. È importante, le devi attuare, perché non hai bisogno di nessuna autorizzazione. Non hai bisogno di nessuna autorizzazione, devi soltanto girare la chiave, come dire. Beh, a questo punto, se ci sono delle forze in un comune che sono contrarie o sono all'opposizione di quel sindaco, devono spiegare perché non vogliono l'attuazione, e lo devono spiegare da 70 anni, perché da 70 anni che forze nemiche del popolo siciliano sono sedute lì a governare il popolo siciliano. Finalmente si fa un conteggio, Antonio. Si capisce quanti sono i siciliani che amano la loro terra, quanti sono i siciliani che hanno preso i soldi per non amarla. Finalmente ci guardiamo in faccia. Allora, finché è Antonio Messina e Pietro Lomiglio a dire: domani andiamo tutti a Palermo a manifestare, è anche normale che Giovanni Bianchi non venga. Quando è il sindaco di una città che organizza pure una trasferta a Palermo, a quel punto chi non viene deve spiegare politicamente perché non viene. Le motivazioni del diniego. Le motivazioni. E io vorrei aggiungere ancora un'altra cosa che è importante, e ripeterla credo che non faccia male. Noi abbiamo una terra meravigliosa, la nostra regione siciliana. Abbiamo una Costituzione, lo Statuto autonomo,
che non ha bisogno di ulteriori specificazioni per far capire che ci dà la condizione di Stato nello Stato, quindi con poteri molto ampi. Purtroppo fino ad oggi abbiamo avuto un popolo che ha avuto difficoltà ad essere unito. Non vale a niente la diversificazione politica, non vale a niente dire io sono di destra, sono di sinistra, sono di centro. Vale dire noi vogliamo questo, non ci interessa di che colore siamo, ma tutti insieme vogliamo questo. Come molti sapranno, sia io che Antonio siamo molto vicini al movimento La Lega, intendo dire la Lega di Salvini, ma questo non significa che la nostra lotta per l'autonomia siciliana sia attenuata. Anzi, io credo che proprio la Lega sia l'unico interlocutore che l'autonomia siciliana, l'autonomismo siciliano possa avere. Gli altri partiti nazionali sono stati proprio la causa per cui per 70 anni questo statuto non è mai stato messo in pratica, non è stato mai attuato, se non in quelle parti che rappresentavano per la Sicilia solo un costo. Vorrei dire questo, la Lega ci incuriosisce per il fatto che sta parlando di autonomia. Quindi in questo momento, è l'unico interlocutore valido con cui dialogare per ottenere quello che noi da 70 anni chiediamo. Antonio, voglio essere chiaro con te e con gli amici ascoltatori. Io prima di tutto sono siciliano, quindi amo la mia terra e desidero il futuro migliore per la mia terra. Poi sono un aderente alla Lega, sono un ammiratore di Matteo Salvini, ma la prima cosa sono un siciliano. Amo la mia terra e difenderò con il mio sangue, se fosse necessario, il mio statuto. Perché, se non ricordo male, dovremmo aggiungere una cosa molto importante, che anche fra fratelli, fra parenti, ci si può uccidere e fare guerra se viene leso il diritto dei figli. Quindi noi siamo disponibili ad un dialogo, a tutto, ma i nostri figli non si toccano. Queste sono proprio le parole che ho usato in quella riunione a Catania qualche giorno fa e dicevo proprio questo: noi del movimento delle città siciliane per l'attuazione dello statuto siamo pronti a chiamare quelli della Lega fratelli, però attenzione, siamo anche pronti a ricordare loro che fra fratelli ci si può anche uccidere quando c'è in gioco il futuro dei propri figli. Punto di vista diverso del movimento delle città per l'attuazione dello statuto è proprio questo, che il movimento delle città per l'attuazione dello statuto non è di destra, non è di sinistra, ma non vede nemici dietro ogni inciuffo d'erba, fa la sua strada, se è possibile cerca di dialogare con le forze politiche nazionali, anche se considera la forza politica più simile al nostro movimento, la Lega. 70 anni di autonomismo finito nel nulla, con percentuali elettorali prossimi allo 0, all'1%, qual è il motivo? Il motivo è che non si è riusciti a permeare lo strato sociale che doveva supportare questi movimenti. Ci sono state troppe differenziazioni, troppi distinguo, troppi personalismi, per cui, non essendo stato possibile fare questo, i risultati sono quelli che vediamo. Infatti. Bene Antonio, stiamo andando verso la fine della puntata, ci siamo detti tantissime cose. Forse una cosa che io comunque vorrei ripetere fino allo strenuo è che non abbiamo bisogno di altri immigrati, ma di più mamme siciliane che hanno la serenità di mettere al mondo dei figli, che abbiano le condizioni per poter mettere al mondo dei figli. Se poi resteranno risorse, anche gli immigrati potranno venire, ma prima voglio che le madri siciliane abbiano la possibilità di mettere al mondo 2, anche 3 figli, perché io ho paura che il popolo siciliano scompaia. Io non vorrei che questo che abbiamo detto facesse storcere il naso a qualcuno. Noi non siamo contro gli immigrati, però quello che è importante è che siano persone che vengono qui a rispettare il popolo nostro siciliano, che vengono qui a lavorare con noi, che vengono qui ad osservare le nostre leggi. Io ti posso dire che sono stato all'estero, ho viaggiato molto, sono stato in molti paesi e la prima cosa che mi è stata raccomandata è non andare contro quelle che sono le leggi e le abitudini dei cittadini del paese che ti ospita, perché sei un ospite, non sei un proprietario. Bene Antonio, noi ci incontreremo ancora di nuovo qui ai microfoni della Lega Cittadina di Milazzo a parlare ancora
del movimento delle città siciliane per l'attuazione dello Statuto. A spiegare meglio come deve funzionare. Spiegare meglio, tra le altre cose so che già alcuni gruppi in alcune città siciliane hanno già aderito al movimento, ci sono dei gruppi che già stanno facendo dell'attività meravigliosamente. Sono entusiasti perché era proprio la novità che mancava nel panorama siciliano. Bene, saluto i nostri ascoltatori, saluto Antonio Messina. Io saluto tutti voi e grazie per averci ascoltato. E un saluto speciale ai lavoratori precari del comune di Milazzo e a quanti hanno dato già la propria adesione al progetto delle città siciliane per l'attuazione dello Statuto. Da Pietro Lomiglio è tutto. Antonio Messina, tanti saluti e alle prossime trasmissioni.